Buonasera. Allora, nel 2002 io pubblicai in un saggio sulla Torre di Venezia Treccani un piccolo saggio su investimenti di capitale a Venezia tra 1830 e 1866 e anche su stimolo di Stuart Wolff, che allora curava questa storia Treccani, fece alcuni cenni sul ruolo delle ditte ebraiche. Dobbiamo ricordare che la popolazione ebraica a Venezia era meno del 2% su 120.000 abitanti. Nel 2016 vengo invitato dall'Istituto Veneto e mi dicono di parlare sulle ferrovie, io dico di no. Rispolvero tutti i miei vecchi appunti conservati nel mio armadio sui Levi, appunti che feci alla Fondazione Levi circa 25 anni fa, e cerco ora di costruire un profilo di Jacob Levi e figli e del fratello Abraham di Mandolin Levi. Non so se ce la farò perché il materiale è molto grande. La relazione, tutta la mia relazione è basata su particolari, anche minuti di sfumature, e ciò rende inevitabile una certa frammentarietà. Un percorso analitico il mio che rinvia a una sintesi auspicabile. Data la complessità e la pregnanza del tema, la relazione è accompagnata da 8 approfondimenti tematici. Passo ora, anche se questo vi stupirà, non all'inizio ma alle considerazioni finali, alle conclusioni che di solito non si fanno. Perché? Perché vorrei dire che ho cercato di aprire una traccia, un percorso da fare, e dunque i libri, i registri manoscritti, di cui poi vi offrirò una piccola gamma, conservati nell'archivio Levi, richiedono uno sforzo prolungato per l'interpretazione, per una sintesi, e dunque qui magari per arrivare dal Settecento fino agli anni 50 del Novecento, questo percorso della Jacob Levi e figli. La ricostruzione del mondo ebraico veneziano in periodo napoleonico e austriaco, così come tante altre cose, richiede ancora molti studi, e io qui ricordo i contributi fondamentali di Antonio Lazzarini sui Sullam e di Cesare Vivante sulla sua famiglia, libri di diverso spessore che possono essere accomunati come riferimento di lacune da colmare fra gli altri temi, facendo ricorso alle fonti private e a quelle conservate negli archivi pubblici. Dunque questa mia relazione è un auspicio perché la Fondazione Levi possa incaricare qualche giovane studioso per approfondire questo tema. Perché? Perché oltre ai Sullam ricostruiti in maniera magistrale da Antonio Lazzarini, Cesare Vivante e la sua famiglia conoscerete, per esempio c'è da studiare tutta la famiglia Herrera. Questo archivio Herrera, che non so dove sia, e che ricordo uno degli Herrera nel 1857 mi pare, va a Bruxelles e fonda la Herrera Hoppenheim. Dunque, ecco per dire che cosa bisogna fare. Io adesso qui vi dirò che in questo profilo, vi leggerò più tardi, ho dovuto consultare altri archivi, archivio municipale, archivio di Stato, biblioteca del Museo Correa. Qui abbiamo dunque le prime notizie, le trovo nella municipalità provvisoria, quando Jacob è catalogato fra i bottegai di un certo peso, Mandolin nei negozianti benestanti. Il secondogenito Abraham rientra invece nella classe superiore come il padre. Passo subito all'Ottocento e qui abbiamo una unione delle due case, l'Abraham di Mandolin Levi, Jacob Levi e figli. Non vi dico tutti i nomi perché ci sarebbe da perdersi fra i vari Abraham, eccetera. Non posso farlo. Comunque c'è già una certa
disparità perché Jacob, la casa di Jacob è molto prudente, mentre dice dei due figli di Abramo, Giacomo Giorgio, che troveremo, e Angelo Adolfo, dice ha degli affari buonissimi, ma anche ne ha avuto dei cattivi. Invece Jacob ha un percorso ispirato alla massima cautela. Nel suo mezzà ci sono solo i 3 figli e poi altri i figli dei figli. Dice non abbiamo, io ho fatto molte citazioni perché mi sembrano molto interessanti. Purtroppo questo non mi permetterà di concludere perché io qui avrei bisogno di almeno 1 ora e mezza. Ve lo dico subito per non annoiarvi. Non abbiamo agenti in mezz'à, così tutto è silenzio e segretezza, che è tipico della banca. Nessuno di noi parla. Qui potrei seguire per il percorso per le merci, quando vedrete qui c'è una carta che poi verrà, non so se Gabriele, il tecnico, può passare un po' avanti, poi tornare indietro. Non so se... ecco, no, un po' avanti. Ecco qui, vedete, questa è una carta che disegna solo una parte dei traffici della Jacob Levi, perché poi arriveremo fino a Pernambuco, al Brasile e a New York. Dunque, si comincia dall'Adriatico, dal Mediterraneo, poi si sbocca nel Mar di Marmara fino ai principati di Moldavia e Valacchia, dove vengono esportati i cosiddetti granoni o formentoni. Dunque qui non seguiremo un viaggio di un brigantino noleggiato dalla Jacob, che parte in marzo da Venezia, arriva solo in luglio a Galatz o Galati. Mentre la casa stabilisce, mentre ha questi rapporti commerciali, mercantili e bancari, io ho trovato, perché poi sono arrivato solo al 1846, bisognerebbe arrivare fino, vi ho detto, fino al XX secolo. Parte da una trentina di corrispondenti nel 1827 e già nel 1867 sono 261. Con Trieste, Venezia, anche qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, perché evidentemente Venezia è diventato un porto di transito, è in una condizione di inferiorità rispetto a Trieste, però bisogna anche ricordare che, per esempio, Jacob Levi stabilisce, mettiamo con il Morpurgo Parente, grande casa bancaria e mercantile di Trieste, questi rapporti bivalenti, per cui fa arrivare le merci a Trieste, le rivende lì e evita il trasporto sull'Adriatico per il mercato veneziano. Dunque anche qui i rapporti fra Trieste e Venezia andrebbero rivisti, anche se doverosamente il sottosindacato di borsa, per esempio a Venezia, lamenta questa inferiorità di Venezia nei confronti di Trieste. Comunque andiamo con il Morpurgo Parente nel 1847 il conto corrente sociale, perché qui adesso vedremo questi conti sociali o conti per proprio conto, raggiunge già i 2,5 milioni di lire austriache. Ricordatevi che una lira austriaca sono 30.000 lire di vecchie italiane prima dell'euro. Importante poi la rete con i parenti, che qui non richiamo, perché dovrei fare molti nomi, mentre le merci che vengono esitate e poi trasportate sono lo stoccafisso da Bergen, le aringhe da Yarmouth, i grani da Odessa dal Banato e poi
tutta la gamma dei coloniali, anche se Jacob dice noi soprattutto lavoriamo in banca, ma in realtà lavorano anche fruttuosamente anche sul piano mercantile. Scusate. Il caffè, lo zucchero, il cacao, il cotone sono merci che troviamo non solo commerciate dalla Jacob, ma da molti altri concorrenti sulla piazza di Venezia, mentre sul mercato dei cambi, delle carte di credito, delle valute nazionali ed estere, capite in quale terreno insidioso si entra quando si studiano i copialettere che sono scritti in maniera minuta per risparmiare il bollo della Camera di Commercio, le monete d'oro e di argento, i titoli di obbligazioni, le cartelle del debito consolidato, le azioni poi ferroviarie, in cui soprattutto Abraham di Mandolin Levi si dimostrerà molto capace. E sulla piazza di Venezia, come vedremo nella concorrenza, ci sono i tiranni. 2 tiranni sono i Treves e i Papadopoli, che voi conoscete bene. La casa poi, come tutte, deve affrontare delle grandi crisi, che poi vedremo nell'approfondimento sulle crisi e fallimenti che invece la Jacob riesce a superare. E guardate che tramontano, crollano grandi case. Pensiamo per esempio Pierre Dubois, che è un altro grande banchiere di origine francese che si stabilisce a Venezia all'inizio dell'Ottocento e che è anche lui in commercio, anzi concorrente della Jacob. Dice, quando Haïtal e C di Parigi crolla una casa grande, dice, là, nous sommes tous sous la férule de cette terrible crise, ed è la crisi del 47-48, una delle tante. Non ho potuto capire come la Jacob superi la crisi devastante del 1857, che è una grande crisi, è vero, che parte dagli Stati Uniti e si estende a tutta l'Europa. Quello che invece mi preme qui dire è la grande svolta compiuta dalla Jacob Levi. Il fratello e il padre dicono vai piano, invece vedremo Abraham nel 1843-44 parte per Parigi e poi Londra, lì si stabilirà e stabilisce subito un rapporto con James Rothschild. Secondo me qui come Herrera, Oppenheim, più piccola però, qui si è cercato di imitare i Rothschild, che hanno stabilito ben 5, dominano tutta l'Europa, perché da Napoli, che pure è un mercato, è vero, Francoforte, Vienna, Parigi e Londra. Qui Abraham certamente arriva a Parigi, si trova di fronte a un altro grande tracollo, Emmanuel Cuccia, 8 milioni, e allora gli dice il fratello, stai attento, dice, perché nei paesi lontani bisogna aprire bene gli occhi. Tu prendi i contatti solo con George Lawrence, anche George Lawrence è uno dei tanti parenti degli Abraham, dei Levi, che è stabilito a Londra, che è galantuomo a tutta prova. Abramo si rimette in viaggio nell'agosto del 45, va poi a Francoforte, dice il fratello perché gli piace viaggiare, non dice dove vada, e poi con i 5 fratelli Rothschild stabilisce queste corrispondenze, poi abbandona praticamente il luogo natio e muore nel 1865 nel sobborgo di Enghien a Parigi. Sui bilanci non mi trattengo, perché comunque
nel 1857-58, che è pure la grande crisi, risultano 29 gli investimenti di azioni in monti, dalle assicurazioni alle società industriali, dalle banche alle società mercantili, dalle ferrovie ai titoli pubblici. In quegli anni cruciali posseggono 6 bastimenti, gli utili mercanzie danno un esito positivo ma con rimanenze in magazzino pari al 51% in termini monetari, ma siamo nella crisi. Il disavanzo accertato rispetto all'ammontare complessivo dei crediti dubbiosi sale al 64%, in banca le perdite sono rilevanti. Tirando alla fine le somme, le passività risultano contenute al 23%. È meglio darvi anche qualche piccolo dato, anche se noioso. Tenendo conto però che i mutui verso i familiari, ecco un altro espediente della casa, e il fondo di riserva assorbono l'84% degli utili complessivi. Altri bilanci relativi agli anni seguenti dimostrano questa ascesa. Per esempio nel 1883-84, che io non ho potuto studiare, i valori mobiliari, azioni ed obbligazioni, registrano una 70 di impieghi diversificati in italiani ed esteri, per un ammontare di quasi 8 milioni di lire italiane, Regno d'Italia, non lire austriache. Ci sarebbero dei bei capitoli anche sulla famiglia e religiosità, ogni tanto vi dico solo questo. E anche sulle spese della famiglia, gli abbonamenti ai palchi, ma Sorvolo, la Fenice, la Sala Camploi, i prestiti alla Fraterna Israelitica, le offerte alla scuola levantina e spagnola. Si osserva il Tisha B'Av, non so se sia giusto, si inviano ai collegionali gli auguri per Pesach e per un buon Purim colmo di felicità. Anche la politica viene, a dire la verità, di accenni politici non sono molte, ma per esempio prendiamo la crisi del Medio Oriente, 1840, quando vi è questo conflitto fra il sultano e il pascià d'Egitto. Allora le flotte europee naturalmente si presentano come oggi minacciose davanti ad Alessandria d'Egitto, e qui Giacobbe eccetera naturalmente devono, dice, cotone, indaco, coloniali, cereali giacciono invenduti nei depositi di Este e Venezia, tutto il mondo spera la pace fra le grandi potenze, eccetera, eccetera. Lascio perdere le proprietà immobiliari, su cui bisognerebbe comunque tra 66 e 68 ci sono 26 fra appartamenti, botteghe e magazzini in città, e poi tutte le proprietà fondiarie sparse nel Veneto. E qui arrivo finalmente all'Abram di Mandolin Levi. Qui non ho trovato nulla se non degli riferimenti dalla Chiovle. L'Abram di Mandolin Levi passa agli eredi, una volta morto Abram, a Giacomo Giorgio, che muore nel 1871, e Angelo Adolfo, 1812-83, mentre Samuele diventerà poi il compositore, il musicista. Gli interessi dell'Abram Mandolin Levi sono molteplici. Per esempio, entra come comandante in un'impresa vetraria. Con la nascita poi delle strade ferrate si attiva una rilevante speculazione sulle promesse d'azioni. Queste erano speculazioni pure, non sulle azioni, sulle promesse di azioni. Non è il solo, naturalmente, no? E nel 1839 Giacomo Giorgio viene eletto fra i direttori della Società Veneta Commerciale, ma ancora di più nel 1841 diventa agente generale per Regno Lombardo Veneto per il Tirolo della RAS, della Riunione Adriatica di Sicurezza, che terrà. Poi gli interessi anche ferroviari, per esempio le strade ferrate toscane, ho trovato per esempio, ecco guardate come si allarga, ma qui ci vogliono dei giovani che vadano a studiare. All'Archivio di Stato di Siena ci sono delle corrispondenze fra
banchieri toscani e banchieri veneziani. Ecco, che andrebbero studiate. Io l'ho solo fatto un sondaggio, perché la speculazione sulle strade ferrate toscane di cioè Giacomo Giorgio e Angelo Adolfo entrano a pieni, ma la fortuna di Abramo di Mandolin volge al tramonto, nel senso che nel maggio del 45, qui devo tagliare, vi è questo progetto di una strada ferrata, dunque avveniristica. Dunque, abbiamo già il collegamento Venezia-Vicenza, no? 46. Lui progetta da Verona, Bolzano, Landeck, oltrepassa le Alpi bavaresi fino a Feldkirch e arriva a Bregenz sul lago di Costanza, Bodensee, e poi proiettandosi, pensate che capacità di proiezione, è vero, gigantesca, proiettandosi attraverso la Baviera, il Württemberg, il Granducato di Baden, la Westfalia, farebbe capo a Ostenda e lì a Londra, perché dice: guardate che io ho già dei banchieri londinesi e inglesi che sono interessati alla proposta. Naturalmente qui la Camera Aulica, la Cancelleria Aulica riunita, i responsabili del governo austriaco temono, per cui poi chiudono nel 1845 ogni possibilità, anche perché conoscono, e qui c'è tutto un particolare che verranno fuori nella relazione, ma per esempio non demordono, malgrado rientri nelle carte, no, della burocrazia austriaca, all'Ain referirem, no, sì, scrivi, progettano e mandano un ingegnere un'altra strada ferrata da Verona a Innsbruck. Guardate che sono strade che poi vengono realizzate in 20 tratte, 127 milioni di lire austriache, e qui naturalmente non mi soffermo su quanto risponde il governo austriaco, ma nel 46 che cosa succede? La svolta nel senso che Abramo di Mandolin, cioè concorda con Jacob Levi la vendita di 4 bastimenti che in quel frattempo veleggiavano verso Rio de Janeiro, Londra e Marsiglia. Cede ogni titolo verso le società di assicurazioni, fra cui la RAS, voltura i beni fondiani in terraferma, vende ai cugini il palazzo dove abita e trasferisce la compartecipazione nella ditta vetaria fratelli Cohen di Benedetti. Un anno dopo, 1847, viene annunciato lo stralcio o liquidazione della ditta, e poi i 2 fratelli prendono i passaporti, muniti di regolari passaporti, si imbarcano a Livorno per Alessandria d'Egitto e lì resteranno. Verranno raggiunti anche da mandati di cattura, perché per esempio il tribunale ha decretato l'arresto dei Levi. Ebbene, non sia una bancarotta fraudolenta, ma vedete, si sono premuniti. Tutto i loro capitali sono passati ai cugini. Ritornano nel 48 e poi si stabiliscono a Alessandria d'Egitto, che è una colonia veneta particolarmente importante. Anche questa andrebbe studiata, perché lì c'erano tutti questa colonia veneta che commerciava per esempio per le perline per l'Africa, e bisognerebbe andare a studiare, forse lo affideremo al professor Gullino, gli archivi di Alessandria d'Egitto, per esempio, no? Infine, nel 1866 si trasferiscono a Firenze e lì bisognerebbe trovare documenti che ci testimonino l'ulteriore percorso dell'Abramo di Mandolin Levi. E qui poi avrei tutti i file, se mi è permesso di illustrare. Se invece non volete, chiudo qua. Ditemi voi. Allora, Gabriele, se mi va, torna indietro. Ecco qua, avanti. Ecco, qui l'abbiamo fatto, avanti, scusi.
Ecco, vedete, questi sono i titoli, li vedete, dei vari file. La genealogia, vedete che prende, io sono partito da Jacob di Padova, forse 1750, eccetera, poi Mandolin, Giacobbe e Abramo, e poi giù tutta la Giacobbe Levi figli, arrivo qui, fonti, archivio Levi, copia lettere, archivio di Stato, scuole piccole, eccetera, archivio municipale, il contributo di Donatella Calabi sugli ebrei veneziani, e qui arrivo fino al Novecento, insomma, anche se non ho le date di morte dei discendenti. Poi ho, Gabriele, vada avanti per piacere, genealogia, sì, l'ho fatto. Allora, avanti ancora. Ecco, i documenti di archivio. Pensate che i copialettere, solo per curiosità, sono registri di centimetri 58 x 44. Ho trovato 38 categorie di documenti, ma quelli che mi sono serviti sono soprattutto i copialettere dal 27 al 46, perché dal 1851 in poi sono carta velina, difficile da consultare. Poi libri maestri, scusate, che vanno fino al 1912, libri con conti per partita doppia, il maestro Monti, 1857-61, perché utile per capire gli impegni industriali e finanziari, i giornali di cassa, che arrivano fino al 1930, ma che sono risultati per me di scarsa utilità, e i libri cassa, dove ci sono particolari interessanti per la vita della famiglia, che vi ho. Poi ci sarebbero qui altre 38 categorie, per dire copia cambiali, prima nota, tanto per curiosità, carte austriache e obbligazioni rendita italiana, registro effetti, valori, coupon, eccetera, eccetera, eccetera. Non vi voglio annoiare. Qui poi volevo anche dire che su queste cose c'è ancora molto da fare all'Archivio di Stato di Venezia, che ci sono fondi. Per esempio, mettiamo che io voglia cercare il fallimento della Brown di Mandolin Levi. Il Tribunale Mercantile Marittimo di Cambio è, per carità, non è molto ordinato, ma per esempio se io voglio cercare che cosa contenevano i brigantini che arrivavano da Odessa, per esempio, il magistrato di sanità marittima non è consultabile, il capitanato del porto di Venezia non è consultabile, il Tribunale di Commercio e fallimenti altrettanto. E qui arriviamo poi avanti, Gabriele, prego. Ecco, banca e commercio. Qui vi ho già detto l'area degli scambi dall'Adriatico ai Balcani, e dunque da una parte i prodotti alimentari, olio, uva, frutta, agrumi, per dire quante cose, formaggi, semi di lino, sale, cera, lana, pelli e tabacco. Dall'area rumena il cosiddetto Banato, Transilvania, Bassa Danubio, porti di Galatia e Ibraila, da quella russa e ucraina, Odessa, passando per Costantinopoli, si trasportano i cereali, cosiddetti formentoni, grano turco, segala, orza, avena e piselli, il cui prezzo, compresi il viaggio, i costi di commissione, trasporto, noleggio, assicurazione, diritti portuali, pure risultano concorrenziali nei confronti dei prodotti regionali, perché Venezia in questo frattempo non ha stabilito ancora un rapporto positivo con il Veneto, che è molto più arretrato rispetto al grado tutto. Bene, nel Settecento ci siano stati degli spunti di protoindustria, poi però nell'Ottocento, a parte Anne Rossi che però risulta ancora agli albori, ecco. Poi viceversa, le derrate coloniali, manufatti industriali, carbon fossile, ferro, macchinari, arrivano le locomotive, Londra, Amsterdam, Marsiglia, carichi di zucchero, caffè, legno di campeggio e indaco, si facevano per la moda delle signore, l'indaco, cotone, rum, pepe, cacao, cannella, da Stati Uniti, Antille e Brasile. Poi tutto il pesce. È vero che ci sono le che mangiamo noi le sardine, sardoni che arrivano anche dall'Adriatico, ma qui
c'è da stupirsi, ma il pesce proveniente dalle coste inglesi, dalla Svezia e dalla Norvegia, le salacche, il baccalà, le aringhe, le sardine, che si smistano nel Veneto e anche a Venezia o nelle parti meridionali. E poi c'è tutto i conti sociali bancari, contati per proprio conto, che richiedono varie stipulazioni, è vero, spese reciproche, garanzie, interessi, sconto, vengono trattati le cambiali, le monete, ma ve ne ho già parlato, con il corso dei cambi, per esempio conta molto la lettera o la domanda, l'offerta, la domanda, lo sconto che è sottoposto a balzi repentini. Infine, avanti, prego, avanti ancora. Ecco, lingua e linguaggio ve lo offro perché qui, se ci sono degli studiosi di semantica e di etimologia, potrebbero affrontarlo. Vi do solo tanto la lingua italiana. Il tedesco, che è tipico degli italiani o dei lombardo-veneti, poco conosciuto. Francese in subordine all'inglese, soprattutto il francese per i corrispondenti. Allora, per esempio, vi do degli esempi che andrebbero studiati perché sono molto anche gustosi. Per esempio, per la banca, dice, guardate che mandateci delle cambiali di buon inchiostro, banchieri di primissimo calibro, non banchierucci. Angelo Papadopoli agisce sul mercato come vuole, è un vero Purim per lui. La Londra, la sterlina, è in gran bordello. Napoli, il ducato, è divisa da non scherzare. Guardate di farci rimesse a dolcissimi costi e noi vi faremo sempre volare le rimesse, perché talvolta si trova con inaudita barbarie. Guardate il linguaggio che troviamo nei copialettere, che è molto gustoso, con inaudita barbarie, tutte le porte chiuse da questi scontisti, cioè da quelli che operavano lo sconto, arrabbiati, che per fare un buon bottino dicono tutti di non voler e di non aver denaro. Noi siamo i più forti lavoratori in banca, siamo montati alla vecchia, vogliamo che la ruota giri e far molto in poche parole. Noi non lavoriamo per la gloria, questo si chiama lavorare contro acqua, cioè contro corrente. E poi quando Raffaele Vita Treves, il fratello degenere, vero cavaliere da burattini, fallisce, fratello di Giacomo, no? Fa stordire la piazza, il cielo ci salvi da simili flagelli. Invece per le merci, le salacche sono un bel delirio, Trieste è la rovina del mondo. La piazza Triestina con quelle buone lane dei triestini, con la rivoluzione generale commerciale, col terremoto mercantile di oggi, meglio essere digiuni di merci. Non compriamo nulla. Nel commercio non v'è più bussola. E con i parenti è luzzato. Questo è bello. Dice, c'è una perdita. Dice, ma parente, perché non vuoi condividere? 50 e 50%. Dice, e voi venite fuori con la verga di Mosè davanti a Faraone. E quando i Morpurgo e parenti che ha un danno reciproco per la vendita del cotone, dice, vi accadrà spesso di vedere due amanti che alcune volte vanno in collera per godere poi del piacere di far la pace. Così accade per la nostra relazione. Buono che impiegaste acqua per digerire la nostra lettera, perché le bottiglie di mattina fanno male. E poi, bella questa, quando c'è non credevamo che a Londra mangiassero polenta, dice, il bel sole d'Austerlitz che fece bene a Napoleone è quello che abbiamo oggi e che speriamo far bene ai nostri formentoni. E poi, il globo commerciale oscuro. Diremo come diceva Napoleone. È bello questo, ho tirato fuori perché Dio vi tenghi nella sua divina custodia. Amen. Noi dobbiamo stare tutto il giorno con gli occhiali sul naso, felici se potremo salvarci dai danni. E infine andiamo ancora avanti, siamo quasi alla fine,
e vi ringrazio della vostra pazienza. Vi ho già detto nel 27 261, qui poi ho elencato 89 aziende fra cui, ecco, George Lawrence o Lares sono parenti, hanno anche una filiale a New York e poi nell'Adriatico, e qui vorrei sapere quanti, sarebbe da vedere quanti sono restati, come i Rothschild, che sono ancora attivi. Di tutti questi, quanti sono restati? E poi delle ditte di Venezia, qui potrei elencarvele, ma ve le risparmio, dove ci sono molte ditte ebraiche. E poi 6, avanti Gabriele, ecco, i mezzi di trasporto. Dunque, come fanno per comunicare? Per gli scambi, merci, lettere commerciali, cambiali, cambi, gruppi di denaro. Allora, per l'Alto Adriatico abbiamo, qui gli austriaci sono già avanti, perché c'è il Lloyd austriaco, il quale stabilisce dei rapporti settimanali fino a Costantinopoli, per esempio, no? Ecco. Poi, per esempio, per lo Stato Pontificio Granducato di Toscana e Regno di Sicilia, cosa bisogna fare? Corriere, diligenza veloce e radiale. Così con le province lombarde, fino a che non verrà fuori la ferrovia. Per Vienna, Verona, Bolzano, Innsbruck, Monaco, Augusta, Ginevra, diligenza veloce e radiale, corriere. Vi elenco solo alcune cose. Per la Francia e l'Olanda, Hannover, corriere. E così per la Svezia e Norvegia, per la Gran Bretagna solo Stati Uniti, lettere. Per il Brasile lettere da Londra, quando arrivano le navi, allora no, prima che arrivi la lettera, ecco, lasciamo stare le barriere doganali per l'interno del porto di Venezia, e poi andiamo avanti e arriviamo sulla terra. Ecco, qui vi dirò anche questo molto gustose, perché qui dice una delle più nominate dei concorrenti sulla piazza è Giacomo Treves, e dice noi siamo, perché governano lo sconto. Per esempio dice Treves non concede denaro a meno del 5,75%. I Papadopoli, gli Herrera e soprattutto Treves dominano il mercato. Papadopoli e Treves impongono il prezzo delle sterline. Non v'è ragione, dice, di farli ridere con accordare loro tutto quello vogliono. Vi diremo che Venezia non è Trieste. Qui siamo soggiogati da 2 tiranni che prendono a masse la buona e relativa carta e vogliono, oltre di un sconto al di sopra del corso, dare in confronto ciò che è ovunque in lettera. Insomma, i Papadopoli e i Treves sono mani ferree che impongono il prezzo. Giacomo Treves io poi ho ricostruito anche il patrimonio di Giacomo Treves in investimenti capitali, ma qui dice è la première maison de Venise, possédant 22 millions di svanziche, cioè 22 milioni di lire austriache, con un fido pari milioni. Poi tanti altri che vi risparmio, e arriviamo alle crisi e ai fallimenti, che sono la fase finale. Ecco, le principali crisi bancarie devono essere tenute conto, e io qui le ho elencate dal 1815 fino al 1893. Ecco, e qui dal copialettere troviamo esempi di bancarotta, ma di grandi case, che non prendiamo solo, non so, per Venezia, il fallimento di Raffaele Vita Treves per 2 milioni, i fratelli Giacomo e Isacco inesorabili per non voler intervenire, novembre 1839, poi invece dopo averlo salvato nel 1834. Poi invece proposta di accordo dei fratelli Treves per i creditori di Raffaele Vita, purché gli lasciano le proprietà immobiliari a nota Jacobo, onde si goda con le sue 4 mantenute. E poi i vari crolli, eccetera, eccetera, e qui poi ho elencato le grandi
la grande letteratura scientifica che andrebbe presa in esame anche oggi. Abbiamo una crisi dal 2007 che non si è ancora risolta, eppure di crisi ciclica nessuno parla. Io sono un ignorante di economia, però questo mi stupisce. Parlo di Juglar nel 1862 e poi di Tugan Baranowski, quelli che hanno studiato queste grandi crisi, di Spitthoff, di Schumpeter, di Rosa Luxemburg, di Kondratiev, eccetera, eccetera. E con questo ho finito e spero di non avervi troppo annoiato. Grazie al professor